Ok. Valle d'Olmo in provincia di Palermo, sulle Madonie, una bomboniera, un centro urbano raccolto, ben tenuto, 2 tappe. Stamattina abbiamo inaugurato, ecco, 2 avvii di lavori, 2 cantieri, finanziati dalla regione siciliana e dalla struttura contro il dissesto idrogeologico. Un'arteria che appartiene alla provincia, ma ormai, come sapete, le province non sono più nelle condizioni di poter badare alle strade provinciali, sulla SP8 che collega un'arteria principale al centro abitato di Valle d'Olmo. Il cantiere dovrà durare poco più di 200 giorni e poi all'interno del centro urbano un altro cantiere contro il dissesto idrogeologico per convogliare e reggimentare le acque piovane che tanto danno hanno creato alle fondamenta di alcuni edifici, di alcune abitazioni, di alcune civili abitazioni. Sono veramente contento perché ogni giorno si aprono nuovi cantieri, ogni giorno si restituisce speranza e fiducia ai siciliani. Con l'assessore Falcone alle infrastrutture, con il direttore Croce alla struttura per il dissesto, abbiamo oggi condiviso una giornata particolarmente emozionante. Andiamo avanti perché il Covid non può fermare le speranze di una terra che deve tornare a riappropriarsi del proprio futuro.